nuova sede della cooperativa La Ginestra è stata inaugurata sabato 20 aprile in via Montefiorino. Hanno partecipato alla cerimonia di posa della prima pietra i ragazzi dei CEO della Ginestra e il Tesoro, insieme a familiari, amici e operatori. La presidente della cooperativa, Amabile Dal Sasso, ha rivolto i ringraziamenti a tutti coloro che negli anni si sono impegnati per trasformare il sogno in realtà. Dalle amministrazioni comunali ai politici locali e regionali, ai dirigenti delle ULSS 20 e 21, oltre che a tutte le imprese e associazioni locali, alpini in testa, che hanno sempre collaborato con la cooperativa. Siamo arrivati oggi alla cosiddetta posa della prima pietra, per noi è un traguardo importante, continuiamo a crederci nonostante ci saranno difficoltà per noi di reperire i fondi, ma come diciamo sempre, domani è un altro giorno. Per i saluti hanno preso la parola il sindaco Federico Vantini, l'assessore alle politiche sociali Francesco Bottacini e il suo predecessore Luciano Novarini, oltre che l'ex assessore regionale Stefano Valdegamberi. Dopo la benedizione da parte di Don Sergio Carrarini, alla presenza dei sacerdoti del paese, è stata posata la prima pietra. Una planimetria della nuova sede, firmata dai presenti, è stata collocata nelle fondamenta dell'edificio, sigillate con malta e cazzuola dal sindaco Vantini e dall'assessore Bottacini. La festa è poi proseguita con la musica di Giona e con l'iniziativa del Guinness dei primati a sfondo benefico. Ettore Diana e Orlando Leone, infatti, si sono cimentati nel record 1000 caffè con la moka gigante in 4 ore, utilizzando una caffettiera in grado di produrre 150 caffè alla volta.